salve a tutti, buonasera, auguri, oggi è 25 dicembre 2019, ci troviamo a fare un altro unboxing di vinili, come avete visto dal titolo della diretta. Sballeremo un primo pacco, ne ho due, sono tantissimi vinili, cercheremo di fare su YouTube, non penso che ci bloccano, quindi faremo un ascolto di questi vinili, ok? Sono, penso, la maggior parte vinili mix. Già stamattina, quando mi sono svegliato, ho trovato che Babbo Natale mi ha portato questo, ho fatto un unboxing, ma diciamo non l'ho fatto in diretta, insomma, quello volevo. E questo è il disco, non so se si vede bene la copertina, ok? Questo è Jovanotti, Lorenzo sulla Luna, ok? Un vinile che è appena uscito, di cui però ho visto pochissima pubblicità, io ancora lo devo scartare, ancora lo devo sentire. Lorenzo, Jovanotti, Lorenzo sulla Luna. Come vedete, i titoli dei brani hanno quasi tutti, anzi praticamente tutti, a che fare con la Luna. Il primo è Notte di Luna Calante, il secondo è Luna, il terzo è Accendi una Luna, il quarto Luna di Città d'Agosto 2019, il 5 è L'ultima Luna. Questo per quanto riguarda il lato A. D'accordo? Per quanto riguarda il lato B c'è il Chiaro di Luna, No Gravity, La Luna Piena, poi c'è Una Notte in Italia, il quarto brano è La Faccia della Luna, poi c'è Luna Rossa e Guarda che Luna, ok? E questo è l'LP, diciamo singolo LP, bella confezione di Jovanotti, Lorenzo sulla Luna. Poi avevo già preso in edicola, diciamo prima di Natale, è uscito un altro vinile della collezione dedicata a Lucio Dalla, ok? Questo è appunto Lucio Dalla, si intitola proprio così pure il vinile, la compilation, più che compilation è l'album. L'album dove dentro c'è L'ultima Luna, sempre parlando di lune, poi c'è Stella di Mare, La Signora e Milano. Al lato B c'è Anna e Marco, Tango, Cosa sarà, Notte e poi L'anno che verrà. Bellissimo brano, ovviamente, di Lucio Dalla. Detto questo, non si è ancora collegato nessuno, comunque non fa niente, noi andiamo avanti e ci accingiamo ad aprire questo pacco, ok? Questo è un pacco che pesa 16 kg e mezzo, quindi immagino ci siano proprio parecchi vinili dentro. Allora, fedele coltellino sempre a portata di mano. Scusate, non mi vedete più a me perché mi sono alzato dalla sedia, ok? E sto, diciamo, sballando questo pacchettino, ok? Un pacchettino eccoci qua, ce l'abbiamo quasi fatta, attenzione, attenzione, ne pescherò. Ho deciso di fare, per non fare dirette troppo lunghe, siccome li voglio far ascoltare questi brani. Esatto, bravo. Ok, l'imballo è stato fatto esattamente come da mie istruzioni, va benissimo, e qua dentro c'è di tutto di più. Ok, allora io direi, prima cosa bisogna togliere questi e metterli via lì. Hard Christmas. Allora io direi di andare per ordine e pescarne 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh ragazzi, io vi dico che questi io li compro a stock, quindi diciamo che questi vengono acquistati così come sono. Io non so, anche se mi sono stati mandati dei video, bene esattamente quello che c'è non si sa, quindi lo vediamo insieme, li ascoltiamo insieme
vediamo se c'è, diciamo sicuramente c'è, perché io diciamo mi fido di chi me l'ha mandati, e quindi ci sentiamo questi che ho pescato adesso, ok? Poi se ci rimane un po' di tempo ce ne possiamo ascoltare anche qualcun altro. La prima parte dell'unboxing ce li guardiamo, ci vediamo le copertine, ok? Allora, vedo che ancora non c'è nessuno collegato, va bene, non fa niente, noi proseguiamo per la nostra strada. Allora, il primo disco per la DFC Dance Floor Corporation International, come vedete dal loghetto, questo qui, c'è Asli Tanrivedi, sì è dritto, magari non so se riuscirà a mettere a fuoco la telecamera perché è una webcam un po' vecchia. Comunque qui c'è Eastern Lover in 3 versioni, ok? DFC Corporation, questo come sempre, come facevo prima, vediamo l'anno, 1993, 1993, ok? Quindi questo è già il primo, anni 90. Oh, e qua già cominciamo con un bel primo White Label. Le White Label sono delle edizioni, diciamo tra virgolette, speciali, only for DJ, venivano date alle discoteche, di solito sopra non c'era scritto niente, in questo caso invece ci hanno bello messo un timbrino con il seriale e sulla copertina c'è scritto che cosa è, diciamo che cosa c'è dentro, ok? Questo è Tom Wilson, Let Your Body Go, Let Your Body Go, e ci sono 3 mix, 2 al lato A e 1 al lato B. Comunque a me piacciono parecchio questi White Label completamente, perché ecco appunto erano, diciamo, a tiratura più limitata rispetto a quelle ufficiali. Ok? Andiamo avanti, non ci fermiamo mai, non ci fermiamo mai. Allora, questo è Nikita Warren, We Can Make It. Eccoci qua. Nikita Warren, vengo un po' più dietro così si vede un po' meglio. We Can Make It, qui ci sono addirittura 4 versioni, 2 al lato A e 2 al lato B. La Europe Mix e la Radio Mix stanno al lato A e la Club Mix e la Dream Mix al lato B. Ok, Nikita Warren, qui parliamo sempre del 1993. Ok, poi ovviamente noi ci sentiremo, diciamo, una sola versione per ogni vinile, però diciamo anche questo può essere molto interessante. Allora, mettiamoli tutti in un verso, ok? Ok, poi di questo li dovrò archiviare. Ok, Pacifico Records, ok, Pacifico Records, c'è Lipstick, Kiss My Lips, ok, e qui ci sono, allora innanzitutto andiamo a vedere l'anno, se c'è scritto, non mi pare di trovarlo l'anno, almeno non di qua c'è soltanto, però no, niente. Qui ci stanno una versione, la Dance Mix al lato A, che è 124 bpm, comodo che su alcuni vinili molti scrivevano i bpm dei brani. Poi c'è la Club Mix a 110 bpm e la Radio Edit a 110, quindi la Dance Mix è un po' più alta di bpm, perché così, diciamo, veniva più facile trovare, diciamo, i dischi tutti allo stesso bpm. Vabbè che, come si dice, ovviamente per poter mixare bene questi vinili bisogna conoscerli, e quindi non si può, diciamo, andare così, prendere un vinile qualsiasi che uno non l'ha mai ascoltato, non l'ha mai sentito, e buttarsi in un mix. Conviene sempre, diciamo, sentirli prima e poi mixarli, ok? D'altronde è una passione questa dei vinili, ascoltare vinili, e quindi, diciamo, io nel mio piccolo cerco di farveli sentire. Poi piano piano sentiremo tutte le versioni più avanti, nel 2020 ci sarà modo e maniera di stare insieme e di sentire anche delle versioni sconosciute di brani famosi, che magari altre versioni pure possono essere
possono piacere, magari non da mixare, non adatti al mixaggio, ma più per l'ascolto, ok? Allora andiamo avanti, questa per la Flying Records, questo è bellissimo, nel 94, Running Up That Hill, addirittura c'è Alex Party Version per la Flying Records. Queste sono le Elastic Band, non so se si vede la copertina, la maggior parte è bianca, ok? Per la Flying Records il numero di catalogo è Fly 169, ok? E questo è il mix di Running Up That Hill, e al lato B c'è Rolling Down That Mountain Momentum Mix, ok? E questo, come abbiamo detto, è del 1994, mix del 1994. Andiamo avanti. Allora, Princess Hortensia, eccoci qui, Come All Over Me. Qui ci sono 4 versioni, l'Extended Mix, Shocking Ruse, Club Extended Mix, ma ci sono diversi mix. Allora, questo parliamo di un brano, vediamo se qui ci hanno scritto l'anno, molto spesso non ce lo scrivevano, non gli interessava, neanche sul bollino SIAE che è attaccato qui, e quindi non lo vedo, ricordi, ci stanno tutti i credits, non vedo l'anno, vediamo un po' se riusciamo a trovarlo l'anno dentro al mix, sono un po' da pulire, comunque non è un grosso problema. Allora, bla 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 bla, no, non c'è l'anno, va bene, non fa niente, almeno c'è scritto a che velocità gira, 33 giri, 33 rpm, ok? E questo è un altro. A me poi piacciono un sacco le copertine dei vinili, infatti quanto prima provvederò a fotografarle, diciamo in alta risoluzione, fotografarle bene, in modo da farmi un archivio solo di copertine dei vinili, ok? Forest for the Tree, Dreams. Qui ci sono 4 versioni: Island Groove Club Mix, Island Groove Radio Edit, Island Groove Bonus Track Dub e Original Album Version, ok? Questo pubblicato dalla Universal DreamWorks Records, ok? 1997. Bellissima questa copertina, come vedete molte copertine disegnate, ci hanno perso un sacco di tempo per creare grafiche, diciamo, accattivanti. Poi questa è pure tutta ruvida, diciamo, di copertina, quindi il valore del vinile spesso sta anche nella copertina. Questa addirittura c'è il prezzo in lire, costava 13.500 lire, ok? Forest for the Trees, Dream. Parliamo, come abbiamo detto, del 1997, ok? Andiamo avanti. Super Truck and DJ Company, Michelle Extended Version. Questa è quella, la Michelle esattamente dei Beatles, di John Lennon, Paul McCartney, eccetera. Qui ci sono un Extended Version a cappella e poi c'è la DJ's Track. Comunque questa sicuramente ci sentiremo l'Extended Version di Michelle, diciamo rivista nel 1994. Tra l'altro questo vinile è distribuito dalla Disco Magic di Milano. Questo deve essere un bel vinile, un bel disco. Michelle, John Lennon e Paul McCartney, ok?
questo ci sentiamo sicuramente l'extended version. Ok, vi faccio vedere dietro come sempre, eccoci qua. Questo è il retro di questo vinile, belli belli fino adesso, tutti belli. Questo mi sa che no, Here's Johnny non ce l'ho, Hocus Pocus. Ovviamente questo dalla copertina a voi non dice niente, però Hocus Pocus, Here's Johnny. Ma sai, non mi ricordo, mi pare che io avevo il remix di questo non vorrei che fosse l'originale, perché questo entrò in DJ Parade, questo è un brano un bel po' veloce, stiamo parlando di 163 bpm, qui ce l'hanno scritto, veramente qui parliamo del 1993, Hocus Pocus, Bao Cibao, se ve lo ricordate. E questo invece era Here's Johnny, uscito subito dopo. C'è pure una versione a 155 bpm, attenzione, vediamo subito. E qua addirittura 175 bpm, sicuro non sentiamo questa perché è velocissima, capirai. Ce n'è uno qui che è a 240 bpm, ovviamente dura pochissimo, 3 minuti, a 240 bpm, questa uccide, questa troppo veloce, quindi sicuramente andremo a sentire, diciamo, questa un po' più bam bam, la seconda di questo lato qui, che è un po' più calma, tra virgolette, perché stiamo parlando sempre di un 155 bpm contro i 120 normali che sono i vinili, 120-130, già 155, certo 163 comincia a essere parecchio elevata di bpm. For Navigators, pure loro sono famosi, ok? For Navigators, e questo è Hangarok con DJ Vortex. Io ho anche un picture disc del DJ Vortex che bazzicava anche qui a Roma, molto famoso per l'hardcore, Mondo Radio. DJ Vortex frequentava appunto hard techno, faceva, mixava all'epoca, andava molto forte DJ Vortex, ascoltato per radio, la sua Work in Progress, Elevator, ce la ricordiamo un po' tutti, soprattutto noi di Roma, devo dire la verità. Comunque c'è DJ Lucas Mix, Schinkel Mix, comunque For Navigators, Hangarok, ok? E adesso è venuto il momento, diciamo, sono circa 18 minuti che stiamo insieme, di sentire, di ascoltare qualcuno di questi vinili, ok? Io direi cominciamo e mettiamoli esattamente così come li abbiamo presi, ok? Tra l'altro adesso cambio la visuale e poi non potrete più sentire la mia voce perché io mi dedicherò soltanto a mettere i brani, ok? Allora diciamo che per il momento è tutto, magari ci risentiamo dopo alla fine dei brani per, diciamo, un po' un commento finale e gli auguri. Per adesso io vi rinnovo gli auguri, diciamo, per Natale, per oggi, per domani che è 26 Santo no, domani è 26, per un felice anno nuovo, primo dell'anno e 30. Ok? Allora, prendiamo questo, ci sentiamo dopo.
Sensiz olamam, sensiz. Sensiz olamam, sensiz. Sensiz olamam, sensiz. Sensiz olamam, sensiz.
Hayatımı yaşatan sen.
God, I'd get him to swap our places. Be running up that road, be running up that hill, be running up that building. If I only could make a deal with God, I'd get him to swap our places. Be running up that road, be running up that hill, with no problems.
the way I like to be. All over me, that's the way I like to be. Come all over me, that's the way I like to be. Come all over me, that's the way I like to be. Come all over me, that's the way I like to be. Come all over me, that's the way I like to be. Come all over me, that's the way I like to be. Come all over me, that's the way I like to be. Come all over me, that's the way I like to be.
Ma belle, sont les mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble.
This time, it's war. Here's Johnny. Yeah, but DJ, let the bass drum go like. Yeah, but DJ, let the bass drum go like. Yeah, but DJ, let the bass drum go like. Yeah, but DJ, let the bass drum go like. Yeah, but DJ, let the bass drum go like. Yeah, but DJ, let the bass drum go like. Bam 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 chi bam 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 chi bam 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 chi bam 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 chi bam 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 chi bam 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 chi bam 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 chi bam 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 chi bam 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 chi bam 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 chi bam 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 chi bam 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 chi bam 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 chi bam 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 chi bam 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 chi bam. Here's Johnny. Here's Johnny. Yeah, but DJ, let the bass drum go like. Yeah, but DJ, let the bass drum go like. Yeah, but DJ, let the bass drum go like. Yeah, but DJ, let the bass drum go like. Yeah, but DJ, let the bass drum go like. Yeah, but DJ, let the bass drum go like. Yeah, but DJ, let the bass drum go like. Yeah, but DJ, let the bass drum go like. Yeah, but DJ, let the bass drum go like. Yeah, but DJ, let the bass drum go like. Here's Johnny.
Jump to the bass, rock this place. 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 Jump to the bass, rock this place.
Allora, rieccoci qui, i saluti finali. Io vi auguro un buon Santo Stefano, visto che tanto Natale è quasi finito. Questa è una compilation vecchissima a cui sono un po' affezionato, perché questa viene dalla mia vecchia collezione Scrooge Hard Christmas, ok? Niente, qui ci sono diversi brani, ovviamente natalizi, tra cui c'è anche Tanti auguri a te. Vabbè, ma questi sono ricordi miei. Allora, buon Santo Stefano, grazie di aver ascoltato questa musica insieme a me. Ce ne saranno altri di unboxing, perché parliamo di 190 vinili, quindi ci sarà modo di risentirci. Cercate unboxing 190 vinili e troverete, diciamo, tutte le puntate, tutti gli episodi. Vi invito a seguire sempre il mio canale Mixcloud, che è www.mixcloud.com/Renato De Vita, dove ci troverete un sacco di compilation anni 80, anni 90, qualcosa pure, diciamo, per bambini, sigle TV, concerti, c'è un po' di tutto, diciamo, tutte quelle che erano le mie cassettine, le audiocassette, io le sto passando tutte quante in digitale, le trovate lì, parecchie mixed by Harry, quindi Piccadilly Soft, eccetera, parecchie invece compilation, già, diciamo, fatte pure da me, alcune, insomma. Tutte chicche, insomma, sul canale Mixcloud, ok? E poi c'è questo canale YouTube che cercherò di curare al miglior modo possibile, ok? Grazie mille a tutti dell'ascolto, di nuovo tanti auguri a tutti e ci sentiamo alla prossima. Grazie.